la chiave importante per portare. Io ho lavorato molto in passato sull'alta velocità, sulle TR1000, sulle TR500 come produttore di treni. Penso che oggi sia veramente importante investire, fare lo stesso sforzo che si è fatto quando si è lanciata l'alta velocità per andare a migliorare sempre di più il trasporto regionale, portare la qualità dei due servizi allo stesso livello. So che qui in Veneto è già così, è già un livello sul regionale molto molto elevato, lo dicono i clienti, lo dice chi prende il treno, e quindi questo è un fiore all'occhiello e per la regione e per noi, per il servizio. Quindi insomma il mio messaggio è continueremo su questa strada, ci mettiamo veramente il massimo dello sforzo e la migliore volontà perché le cose non possano che migliorare. Grazie, grazie a tutti. Qui sei più alto, no? No, tanto. Ecco qua, grazie. No. Grazie, vi dico io, caro ingegner Corradi, intanto benvenuto e buon lavoro. Io di fatto non esco più da nessuna inaugurazione, però quando l'assessore De Berti, la vicepresidente De Berti, mi ha parlato di questa opportunità, sapendo quante ne abbiamo dette, ne abbiamo fatte rispetto a questo, dovete sapere che nel 2010 io ho esordito e ogni giorno aprivo i giornali e avevo due problemi, la sanità e i treni. E i treni sono sporchi, e i treni sono in ritardo, e i treni si rompono. Abbiamo pensato di fare questa, buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi ringrazio per tuo tramite tutti i collaboratori, che quelli più stretti, a tutti coloro che poi lavorano, veramente un applauso se lo meritano perché poi questo è un lavoro di squadra, no? Alla fine cos'è che abbiamo fatto? Beh, intanto abbiamo fatto una baruffa che non finiva più, per modo di dire, per metterci leone su tutti i treni. E lo vedete. Saluto anche i consiglieri Vianello, Dolfin e Micheletto che sono presenti. Non abbiamo litigato, però è giusto anche far capire che l'identità veneta c'è fino in fondo, no? Abbiamo fatto un grande accordo con Trenitalia ha fatto un grande investimento con noi con loro, 78 treni, rock e pop, già 18 ce li avete consegnati, adesso c'è un'ulteriore consegna e l'ingegner Corradi ha sottolineato un aspetto, cioè solo l'aspetto che finita la consegna dei 78 treni, noi arriveremo a un'età media che passa da 16 anni, cioè di vecchie carrette adesso diciamolo che funzionano, però insomma sono di 16 anni fa, a un'età media di 4 anni, vuol dire andare in garage a trovare tutte le auto nuove. Io se dovessi fare una sintesi direi benvenuti in Giappone.